a volte poi sprofondi nella malinconia. Per esempio, voleva sempre, lei l'accontentava in tutto, voleva il cane, sempre cane, cane, cane. Moriva un cane, se ne faceva un altro ed era sempre, sempre un cane. I cani piccoli devono essere toi, i cosiddetti cani toi. Fatti i cani toi, non sa fare i cani soli. E io andavo sempre al cane, al chihuahua, al pincher, allo Yorkshire, mica chi si chiama Yorkshire, che cioè, io volevo Yorkshire che c'aveva a fare a codina a cacu, fiocchetto. Io il cane sempre cabba, pure quando dormivo. Sai che cazzo si insonnava? La notte dormivo. Si insonnava la mano, sai che io cosa si insonnava? Voleva il pincher, voleva lo Yorkshire, il Chihuahua, il pincher, tutti i toi. Il Chihuahua, stocchi fuori che secondo me questi cani con sneak, con l'occhio fuori che quando nascevano ci spremavano la panza, ci nascevano l'occhio fuori. Il pincher voleva il pincher che ci aveva a mettere un cappottino, il pincher ci aveva a mettere un cappottino. Ho immaginato a maggio a passeggiare a Mondello, come pincher era l'unico cane con un cappottino. Camminava con due zampe e con la voce si ventoleava, mi sento pure sbagliato, come un canuzzo, una volta addirittura andò a fare la ricerca del cane più piccolo che poteva esserci sulla faccia della terra. Si chiama lo Spritz di Pomerania, è un volpino, tutto peloso, che è la razza diciamo più piccola, più toy, può arrivare a 4 anni a coprirti il palmo di una mano. Nico. Tanto Nico che pure la zecca dice, non cazzo mai metto, non trovo, la zecca, perché proprio Nico. Che tu certe volte si ammazzava la zecca questo cane, rischiava di ammazzare un cane, la zecca si pigliato. Ma me lo devo immaginare. Perché quando io l'ho conosciuta, a Luisa aveva un cane, una cagnetta, si chiamava Chicca. Io mi ricordo quando l'andai a trovare la prima volta, mi dice dai vieni, ti faccio conoscere i miei genitori, speriamo che tu possa piacere a mio padre, a mia madre e a Chicca. Ci si Chicca, sarà Francesca, suo suoro, questo suoro. No, Chicca, la mia cagnetta. Come si chiama? Chicca. Si chiama Chicca. Chi cazzo è il nome? Insomma, fatto sta che io mi presento a casa sua. Questo cane non era un cane di razza, una cagnetta di razza, era una cagnetta, era bosapillo, perché aveva la orecchie, era di taglia, o pelo, ancora, non lo so, ci ha essere un'orgia di cani e nasce questa cagnetta, era taleare, onestamente, con tutto l'amore per i cani, non si poteva taleare. Poi arraggiata, appena arrivai a casa, sta cagnetta tutto il tempo, mi vedeva mia, mi presenta a suo padre, mi presenta a sua madre, piacere, e la cagnetta, tutto il tempo io ero andare a mangiare, a cenare, questa cagnetta, tant'è che io poi mi ero fatto l'orecchio, tant'è che ad un certo punto sentiva questo rumore, ma se spascio il motore l'acqua, c'è qualche cosa che non va, non lo so, questa cagnetta proprio non mi poteva avere. Dice no, ma tu non la guardare negli occhi perché si sente sfidata. E io stavo tutto il tempo seduto nella tavola, catalava in alto, tancata, questo cantava appena mi avvicino, sempre che ringhiava, mangiavo e ringhiava, finivi di mangiare e ringhiava, meniva e ringhiava tutto il tempo, che morria questa cagnetta, fino a quando tornava a casa. Quando mi sono sposato, mio ex suocero, come diceva, c'è compreso a nuovo prezzo e me l'ha portato a preso. Prima notte di matrimonio, Chicca era abituata a dormire ai piedi del letto della padroncina e io, prima notte di matrimonio, me la trovava nei per il letto. Mi sa così che mi dava tutto il tempo. A quel punto io, insomma, prima notte di matrimonio, diciamo, io tentavo un approccio la prima notte e allungavi di mano, non capiva, appena vedeva che allungava la mano, stava un tono a mezzanotte, citofono che duro questo però, ma che state facendo travagli con flex? Che state facendo? Perché non sapete? A quel punto non ce l'ho fatta più, scusami, gli ho detto, Luisa,
non posso prendere questo cane messo dopo, cioè non è che non mi sento a mio agio. Lei devo dire che l'ha capito, si alzò, prese il cane, lo spezzò, lo diede su, quello non ci insomma, prese questo cane e lo portò in una stanzetta che era vuota, quella che era destinata, diciamo, all'eventuale figliolanza. E niente, l'ha appoggiata a terra, io accompagnavo, e sprigiosamente taleavo, e prima che era poi sì, sì, era risa e chiudevo. La domanda è, un cane di norma quanto può cacare in un giorno? Cioè vuote, adulto. Un cane quanto può pisciare in un giorno? 5 volte. L'indomani mattina apri la porta della stanzetta e c'erano 15 pisciate e 8 cacate in una notte. Immaginate? Io ero a poeta. Lei accucciata davanti alla porta che mi guardava. Non ringhia, ma il suo sguardo palesemente voleva dire t'ha divertito stanotte e ora spala sta merda.